Uno. Allora, noi abbiamo fatto 2 bandi da 4,5 milioni l'uno dedicati esclusivamente alle start-up, quindi all'imprenditoria, quella nuova. E devo dire che sono andati molto bene, abbiamo ricevuto decine e decine di richieste e queste sono risorse a fondo perduto che vanno proprio a chi inizia una nuova attività. Poi abbiamo fatto un bando dedicato all'imprenditoria femminile, e cioè a quelle aziende che hanno nella donna la protagonista, e anche quelle sono andate addirittura in overbooking, abbiamo dovuto rimettere mano al portafogli e mettere altre risorse davvero importanti. E poi la cosa di cui vado più orgoglioso è la nuova legge sull'artigianato, che ha individuato nei suoi punti cardini la figura dell'artigiano insegnante, del maestro artigiano e della bottega scuola. Questo per trasmettere alle nuove generazioni il sapere straordinario che i nostri artigiani hanno dimostrato di avere negli anni, perché vorrei ricordare sono fra quelli che sono riusciti a combattere la crisi terribile che ha invaso non solo il Veneto ma tutta l'Europa.